Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Oggi siamo su Shogun 2. Battaglia 2 vs 2 contro Ghost Alpha e il Sub. Io sono con con la piadina. Ragazzi, questa battaglia l'ho fatta un mese e mezzo fa. Quindi non mi ricordo un cazzo, vado proprio a casaccio. Ecco, l'unica cosa spero, insomma, mi pare che l'abbiamo vinta però sta battaglia. Perché se l'ho salvata, teoricamente, vuol dire che l'abbiamo vinta. Ecco raga, è il mio solito esercito, 4 cavallerie, 3 con naginata e una con katana, 3 samurai con yari e 7 katane, di cui mi pare 4, no, 7 katane, di cui 6 con attacco a 21. Il mio generale è sempre cazzutissimo e niente, sono contro il Sub, mentre la piadina è contro il Ghost. Ecco, prima roba che mi sta sulle balle, arriva il Sub e con il suo eroe a cavallo inizia a rompermi le scatole. Lo sa che mi sta sulle balle, l'arciere a cavallo, l'eroe a cavallo, ma va bene, io non me ne frego e vado avanti senza cagare molto quell'unità. Qua per sicurezza ho messo il mio generale in mezzo al bosco, così se arrivano frecce teoricamente è protetto. Perché comunque è importante mantenere il generale vivo, perché sennò potevo fare il fino alla morte, ho bisogno di corpo a corpo. E niente, io penso di avere delle katane un po' superiori rispetto alle sue, perché comunque il Sub affino come si dice, al servitore maestro di spade, però comunque ne avevo di più di livello 21 in attacco. Adesso qua porto la cavalleria alla mia sinistra, cazzo non mi ricordo niente della partita, benissimo, comunque il mio fianco sinistro l'ho vinto, mentre nel destro è lui in vantaggio. Adesso qua porto la cavalleria nella sua sinistra, vediamo un attimo, il generale è qua. Ah no, aspetta, nessuno dei due è il generale fino alla morte, perché avevamo, come si dice, uppato di nuovo avevamo fatto il prestigio. Quindi nessuno fino alla morte. Ora sto girando con la cavalleria, il fianco sinistro è vinto, quello destro invece è perso. Intanto il Piada sta dominando. Adesso cosa faccio? Con le mie cavallerie cerco di andare sul fianco in difficoltà e mi butto proprio dietro per cercare di mandare in fuga le sue unità di katana e 2 cavallerie anche. Qua a sinistra ho vinto, il mio generale l'ho messo qua sul boschetto per evitare frecce e altre robe. Ecco qua con la cavalleria sono arrivato. Qua come sta andando? Un po' di merda. L'ho fatto un mese fa ragazzi la battaglia, non mi ricordo un cazzo. Ok. Qua vediamo un attimo. Qua al centro, sì, qua chiaramente sono in vantaggio, però qua a destra comunque con le 2 cavallerie riesco a tenere, incredibilmente tengo. E comunque sì, sono cavallerie super uppate, quindi in attacco non mi ricordo, ma hanno comunque tanto, vediamo se... insomma... 16 e 13, no, una e questa qua invece 16, insomma, neanche tantissimo in realtà. Però comunque hanno tenuto bene. Qua il generale è sempre qua come un disonorabile codardo sul bosco, che adesso lo tiro fuori. Qua arrivo con le ultime unità. Vediamo un attimo. Qua attacco col mio generale, attacco il suo eroe a cavallo. Qua le mie katane stanno arrivando, sono le mie katane più forti. Ormai le unità di Sub stanno andando in fuga, anche perché comunque le unità erano belle fresche, quindi le sue unità erano super stanche, per cui dopo è stato anche abbastanza facile vincere. Bene raga, ho voluto mettere questa partita come saluto di Shogun 2, perché ormai con il nuovo Shogun sinceramente questo qua non lo cagherò più molto. Ho voluto mettere una battaglia dove ho vinto col Sub, che ne ho vinte 3 su 5000. Sub, non ti incazzare, dai, un po' di soddisfazione anche per il Comendone. Il Piada ha stravinto con Ghost. Niente raga, alla prossima. Ciao!